martedì 20 settembre ci è piaciuto così tanto questo posto, mia ed Alessia, che siamo rimasti anche per il martedì qui a Torre Gavata, sono sul pontile, perché tutta da un'altra prospettiva. Avete visto nelle immagini precedenti, avete visto l'isolotto di San Martino, è stato proprio il mio palcoscenico per una vita delle mie estati. E voglio salutare Tommaso e Antimo che hanno gestito per una vita insieme a mio papà questo isolotto. Avete visto alle spalle dell'isolotto, avete visto che c'era Procida, Ischia, alle mie spalle adesso sempre la punta di Torre Gavata, dove c'era sempre la villa di Servilio Vate nel 44 a.C., come vi ho spiegato ieri, e vedete alla lontana vedete il promontorio di Cuma, per farvi capire come questa zona dei Campi Flegrei è meravigliosa e come in effetti i romani l'avessero chiaramente vista come località turistica e anche strategica, perché avevano dei porti militari non indifferenti. E andiamo all'oroscopo di oggi, il 20 settembre, martedì, la luna è nel segno del Toro, il sole ancora per poco nel segno della Vergine. Questo per dire all'Ariete e Venere un disturbo che si va ad aggiungere ad un'altra piccola serie di seccature, ma tu cerca di non ingigantire i problemi per la troppa foga, con la troppa foga. Toro, questa fine estate è un periodo in cui sul lavoro ci devi dare dentro e quindi datti da fare magari oggi stesso. Gemelli, fascino e sensualità in costante crescita e sei anche a rischio fremiti a luce rossa. Sul lavoro invece attento ancora agli imprevisti e ai dettagli. Cancro, in amore sempre vuoti, gelosia o disagi, meglio invece sul lavoro, ma se non riesci a staccare il privato dal pubblico rischi poi anche tanta variabilità. Leone, la luna storta può oggi farti tollerare poco chi ti contraddice o continua a deluderti, e c'è anche che la vita è ancora un po' troppo costosa. Vergine, non perdere energie e ricordi sentimentali, perché la giornata è buona per ogni tipo di iniziativa pratica e potresti avere un'interessantissima proposta. Ed eccoci al segno della Bilancia. Intanto mi lascio veramente affascinare da questo mare straordinario, anche se è pieno di onde. Bilancia, quindi non piangere sul latte versato, ciò che è fatto ed ora non c'è solo Cupido a favore, ma anche una buona stella che vuole proteggerti a 360 gradi. Scorpione, cielo elettrico soprattutto con una persona cara, ma qualche lavoretto dentro casa ti può aiutare a scaricare l'eventuale tensione. Sagittario, qualche equivoco è possibile sul lavoro o nelle relazioni sociali, ma sei così cupidoso che un complimento o un corteggiamento ti ricaricherà. Capricorno, dopo la prima settimana di ottobre Mercurio non sarà più amico e quindi ti conviene sfruttare questo periodo per portare avanti i tuoi progetti e per fare telefonate mirate di lavoro. Acquario, luna storta e tanta ansia per un imprevisto, per una notizia che ritarda e magari oggi non ti godi l'amore che invece vorrebbe goderti. Pesce, luna da buon umore e buona compagnia, ascolta i consigli dei veri amici, ma non fidarti troppo di promesse e di opinioni di chi non conosci bene. Ciao a tutti amici delle mie stelle e a domani!